Benvenuti a Curarsi in Sicilia, il format TV promosso da Insanitas e dal DASOE dell'assessorato regionale alla salute. Siamo qui negli studi TV di Collage insieme ad ospiti con i quali daremo voce alla buona sanità in Sicilia, dimostrando che in quali casi non sarebbe necessario recarsi in strutture di altre regioni. Nella puntata di oggi discuteremo di trapianti. Sono qui con me in studio il professor Salvatore Gruttadauria, direttore del Dipartimento di Chirurgia e Trapianti Addominali dell'IRCS-ISMET. Benvenuto. Grazie. Il dottor Antonio Scafidi, ARNAS Civico di Palermo, coordinatore regionale trapianti operativo. Grazie. Ed è in collegamento con noi il dottor Giorgio Battaglia, coordinatore del centro regionale trapianti. Benvenuto. Buon pomeriggio a voi. Allora, entriamo subito nel merito di questa questione. Diciamo sempre che ci sono alcuni casi dove per carenza di informazioni o magari convinzioni sbagliate ci si reca fuori dalla Sicilia per le cure, per un certo tipo di interventi. Questa questione calata nel settore, appunto nell'ambito dei trapianti, come si verifica? Qual è la situazione? Dottor Battaglia, lei può farci un quadro della situazione, una fotografia di com'è la situazione al momento? Certamente, la nostra isola ha centri trapianti che sono all'avanguardia nella cura dei pazienti che hanno bisogno di un organo per poter sopravvivere. Quando si fa un trapianto, il trapianto per l'OCSE, per l'organizzazione che dà le performance alla sanità, quando si fa un trapianto è perché in quella situazione, in quell'ospedale, in quella struttura, in quell'IRCS, tutto funziona alla perfezione, si fa una buona sanità, perché per fare un trapianto l'interconnessione di tante specialità, di tanti professionisti, che soltanto se si è inseriti in una struttura perfettamente collaudata si può fare un trapianto. Quando si fa un trapianto si fa una buona sanità. Però non c'è trapianto se non si fa donazione, non c'è trapianto senza una donazione. E a monte finalmente la Sicilia sta vivendo una grande primavera. In questo momento il dato italiano di media per milioni di abitanti delle donazioni è di 28 per milione di abitanti. L'ultimo dato, che risale proprio a 2 giorni fa, e il dottore Scafidi lo sa perché lavora all'operativo di questa regione, abbiamo 26,1, il che significa che finalmente ci avviciniamo alla media italiana e finalmente le nostre donazioni funzionano. Il professore Gruttadauria, grande clinico in cui noi ci affidiamo per la trapiantologia, e la trapiantologia che fa il professore Gruttadauria è una trapiantologia che i siciliani sono onorati di avere perché, come dicevo, è una buona sanità quando si fa trapianti e si fanno trapianti nell'istituto che dirige il professore Gruttadauria. Si fanno trapianti di alto profilo con i pazienti, che tecnicamente il follow-up dei pazienti è buono e in quella struttura è addirittura ottimo. Quindi quello che dicevo poc'anzi, noi siamo in questo momento una grande primavera perché facciamo donazioni e diamo la possibilità ai nostri pazienti di essere trapiantati. E nel 2023 abbiamo avuto quella che si chiama mobilità verso l'esterno della Sicilia per fare i trapianti, intorno al 15% dei pazienti che avevano bisogno di un trapianto. Questa media è altamente fisiologica e stiamo molto meglio delle regioni dell'Italia meridionale che in sanità si vestono di avanguardia, quali la Puglia e il Lazio. Sicuramente sono dei dati interessanti da analizzare. Dottor Scafidi, l'ha chiamata in causa entrambi, ma a questo punto, riallacciandoci a quello che ha detto il dottor Battaglia,
cosa possiamo aggiungere? A me incuriosisce anche capire come si è arrivati anche a questo punto. So che abbiamo poco tempo, però se c'è anche una spiegazione, questo immagino possa essere anche un trend in crescita in questo senso. Allora, la spiegazione sta nel fatto che la nostra è una rete trapiantologica capillarmente strutturata e ben organizzata. Abbiamo delle aziende sanitarie con terapie intensive di altissimo livello, con coordinamenti locali ben strutturati. Il coordinamento locale è composto da medici e infermieri che si dedicano all'attività di procurement e quindi di donazione, che si interfacciano con i colleghi delle terapie intensive e con i familiari del donatore. Al centro di tutto il trade union con i centri di trapianto è rappresentato dal coordinamento regionale trapianti, che dispone anche lì di gente formata che H24 in maniera rapida ed efficiente tenta di dare risposte alle strutture dove avvengono le donazioni, al tempo stesso di dare risposte ai nostri centri di trapianto dove poi verrà effettuato il trapianto. Abbiamo una rete di laboratori in grado di eseguire qualunque tipo di esame necessario per garantire sicurezza agli organi che vengono trapiantati. E i centri di trapianto, non in ultimo, sono di altissimo livello. Abbiamo, per quanto riguarda il Rene, il centro del Policlinico di Catania, l'Ardas Civico, e ISMET, che rappresenta un'eccellenza regionale e rappresenta, tornando al tema della mobilità sanitaria interregionale, motivo per il quale tanti pazienti e tante persone si spostano in maniera inversa qui in Sicilia per effettuare trapianti in strutture di altissimo livello. Quindi io credo che questo sia assolutamente incoraggiante per tutte le persone e tutti i pazienti che sono i nostri concittadini, che sono in attesa, iscritti in lista. Nel 2023 abbiamo avuto un incremento del 25% delle donazioni, e nel primo trimestre del 2024 rispetto al trimestre dell'anno precedente del più 40%, con dei trapianti, un numero di trapianti doppio rispetto al precedente. Come diceva il dottore Battaglia, siamo adesso tra le prime regioni d'Italia per donazione e trapianto, e questo chiaramente ci rende orgogliosi e ci viene riconosciuto anche a livello nazionale. Grazie. Professore Grottagauria, di quali pazienti parliamo in questo caso, se possiamo scendere anche un po' più nello specifico? Beh, certamente al centro di tutto c'è il paziente. Il paziente in attesa di un trapianto d'organo è un paziente affetto da una malattia che è un'insufficienza terminale d'organo, quindi senza la sostituzione dell'organo malato la sua vita cesserà. Quindi si tratta di interventi salvavita in pazienti con una patologia complessa che non può guarire, che ha quindi una tendenza a peggiorare nel tempo se a un certo punto della vita di questi pazienti non interviene il miracolo del trapianto, che è appunto questo intervento meraviglioso salvavita, e che è, come accennava il dottor Battaglia, un po' la cartina di tornasole della qualità di un sistema sanitario, perché per poter fare i trapianti devono funzionare le rianimazioni, deve funzionare la rete dei medici che diagnostica e segue il paziente con patologia cronica, e deve funzionare il centro trapianti che realizza l'intervento e che segue i trapiantati dopo l'intervento. Quindi una regione come la Sicilia, in cui siamo arrivati nei primi, per esempio, 3 mesi di quest'anno, abbiamo già fatto 30 trapianti di fegato e 30 trapianti di rene solo nel nostro ospedale, quindi abbiamo portato a questo livello di, diciamo, eccellenza la risposta ai cittadini. Credo che sia un dato di grande vanto per la sanità siciliana,
che da un lato deve tranquillizzare i pazienti siciliani che hanno bisogno di questo intervento e dall'altro deve essere divulgato anche il dato che molti pazienti da paesi dell'area del Mediterraneo, dalla Grecia, da Malta, dalla Libia, vengono a trapiantarsi a Palermo, perché chiaramente nel corso di questi 25 anni in cui noi siamo, diciamo, sul territorio abbiamo eseguito dei trapianti realizzando dei risultati qualitativamente di livello non inferiori ai centri più all'avanguardia in Europa e nel mondo. Infatti avete menzionato prima il follow up, perché poi non si conclude tutto o non si circoscrive al momento dell'intervento, ma c'è sicuramente tanto lavoro da fare prima ma anche dopo. Dottor Battaglia, lei ha sentito un po' quello che abbiamo detto qui in studio, riallacciandoci a quello che stava dicendo prima. Cosa possiamo aggiungere come informazioni riguardo la situazione attuale? Ma riproponendo quello che stavamo dicendo, abbiamo chi ci ascolta deve sapere anche come bisogna curarsi e dove bisogna rivolgersi. Abbiamo detto di ISMET, che è un centro trapianti multiorgano, perché trapianta il fegato, trapianta il rene, ma trapianta pure il polmone. Poi abbiamo Catania col Policlinico, che trapianta il rene e il rene pancreas, e poi sempre Catania ha un protocollo sperimentale, i giornali ne hanno parlato più volte, per il trapianto di utero. E poi sempre a Palermo l'azienda Civico ha un centro trapianti di rene. Tutto questo fa sì che, come diceva il dottore Scafidi, siamo immersi in una rete con delle risposte che possiamo dare ai cittadini di altissimo profilo. Certo, c'è però qualcosa che potrebbe insomma aiutare a incrementare questi numeri in senso positivo. Dicevamo prima come si è creato questo sviluppo, come siamo arrivati a questo risultato, ma cosa si potrebbe fare ancora, perché immagino sia anche un po' da sensibilizzare ancora di più la popolazione. Intanto mi sento di fare un ringraziamento che è doveroso a tutti i donatori, alle famiglie dei donatori che hanno deciso in giornate difficili di lutto di donare e regalare la vita, un'opportunità di vita ad altri nostri concittadini. E questo non è una cosa da sottovalutare, anzi è proprio lì che probabilmente potremmo fare un ulteriore passo in avanti, perché il nostro tasso di opposizione rimane un po' altino rispetto, diciamo, a quello di alcune regioni, diciamo, virtuose. Posso chiedere la differenza tra tasso d'opposizione e donatori che effettivamente manifestano la propria volontà? Diciamo che tendenzialmente in vita sarebbe possibile esprimere la propria volontà donativa. In alcuni casi, perché al comune, al rinnovo del documento di identità e anche presso associazioni, oggi abbiamo siglato in queste settimane, il dottore Battaglia ha siglato un progetto anche con le farmacie per poter dare il proprio consenso alla donazione presso le farmacie. Purtroppo in tante occasioni, quando c'è un potenziale donatore, andando a rilevare l'espressione in vita dal sito nazionale dove sono registrati, dove questi dati sono registrati, purtroppo ancora sono tante le persone che in vita dicono no alla donazione. E lì il percorso chiaramente è un percorso importante di sensibilizzazione che stiamo facendo, continueremo a fare e che può, nel caso in cui riducessimo questo dato, ulteriormente implementare l'attività di procurement e di donazione, consentendo di ridurre i tempi di attesa in lista e quindi di fornire delle risposte ulteriori ai nostri concittadini.
Professore, sicuramente insomma abbiamo, anche se il tempo a disposizione è breve, abbiamo passato in rassegna velocemente quali sono i tipi di intervento di cui la struttura si prende. C'è anche qualche caso particolare o in questa occasione? Ma come appunto come hanno detto i dottori Battaglia e Scafidi, nella regione Sicilia si realizzano tutti i trapianti di organo solido. Per intenderci, i trapianti di organi che stanno dentro il torace, che sono il polmone e il cuore, e i trapianti di organi addominali, che sono appunto il rene, il pancreas e il fegato. È chiaro che per quanto riguarda il trapianto di fegato e il trapianto di rene, oltre alla possibilità di ricevere una donazione da donatore deceduto, c'è anche la possibilità di ricevere, nel caso del fegato, parte del fegato, nel caso dei reni un rene da donatori viventi, e anche questi programmi sono molto attivi nella nostra struttura, nella regione Sicilia, fra i più attivi in Italia sia per quanto riguarda il fegato e il rene, e questo certamente contribuisce a far sì che nell'ambito trapiantologico la sanità siciliana sia una sanità d'eccellenza, che rappresenta qualcosa a cui tutti guardano da tutte le parti del paese, e certamente è un punto di riferimento per molti pazienti anche non siciliani che hanno bisogno di questi interventi per poter vivere. Sicuramente abbiamo un po' dato delle informazioni riguardo un tema che è così delicato e sul quale sicuramente ci sarà tanto da conoscere, delle campagne di sensibilizzazione da portare avanti, ma quello che è emerso è sicuramente una controtendenza, ovvero quella che in Sicilia abbiamo queste strutture, questi professionisti che poi attraggono anche qualcuno da fuori. Grazie ai nostri ospiti qui in studio. Grazie a voi. Grazie a voi. E grazie al dottor Battaglia in collegamento. Grazie. Buona vita a tutti. Grazie, e grazie Buona vita a tutti. a chi ci ha seguito con attenzione anche questa volta.